Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro quotidiano appuntamento con Onda Libera, dedicato questa settimana tutto alla consultazione della domenica prossima, al voto per l'elezione del Parlamento europeo e questa mattina dovremmo avere in collegamento telefonico con noi Dario Galli, che è candidato al Parlamento appunto europeo per la Lega Nord nella circoscrizione di Nord-Ovest, oltre che commissario, cioè presidente uscente della provincia di Varese. Buongiorno a Dario Galli. Sì, buongiorno a lei, Cainarca, e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto la prima pagina dell'agenzia ANSA di questa mattina, che adesso si apre con un'altra notizia relativa al flusso di immigrati in Italia. Soccorsi 2 barconi, a bordo 100 bimbi, titola l'agenzia ANSA, a sud di Capopassero, sempre nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. La Marina Militare ha soccorso, diciamo così, 2 barconi. Lo ha riferito la stessa Marina Militare, che ha precisato che l'elicottero di bordo della fregata Grecale ha localizzato ieri a sud di Capopassero 2 imbarcazioni in legno con numerosi migranti a bordo. Uno dei 2 natanti per una avaria era trainato dall'altro. La mancanza di dotazioni di sicurezza e le proibitive condizioni del mare, fa sapere sempre la Marina Militare, hanno portato all'intervento della Marina con la distribuzione di salvagenti e all'inizio del trasbordo dei migranti a bordo della fregata Grecale e del pattugliatore Foscari, intervenuto in assistenza. Le operazioni sono continuate durante la notte, grazie all'assistenza fornita anche da alcune navi mercantili, fino all'imbarco sulle navi della Marina, dando precedenza alle donne e ai numerosi bambini. Oltre 100, fa sapere la Marina Militare. Visto il peggiorare delle condizioni del mare, per la sicurezza del personale e dei migranti, durante la notte si è deciso di fermare le operazioni di trasbordo in attesa di un miglioramento meteo e le navi della Marina Militare sono rimaste in prossimità e oggi completeranno l'imbarco dei migranti. Così recita l'agenzia ANSA in apertura, oltre a dare poi la notizia dell'arresto del presidente del Consiglio regionale della Campania, Paolo Romano, con l'accusa di tentata concussione. È candidato alle europee per il nuovo centrodestra di Alfano. Intanto però Galli, sul tema dell'immigrazione, tra l'altro mi pare si sia soffermato proprio lei qualche ora fa, un paio di giorni fa, in quella che qualcuno ha definito la piccola Pontida a Caronno Varesino l'altra sera. O sbaglio? Perché di questo tema si dice sempre l'Europa deve fare, ma cos'è che deve fare l'Europa nel momento in cui uno Stato sovrano teoricamente come l'Italia decide di fare un'operazione che non ha paragoni, quella come il Mare Nostrum, che significa, diciamo così, andare a prendere gli immigrati e favorire oggettivamente il traffico e le partenze. Che fa l'Europa? Che deve fare l'Europa? Sì, diciamo che ormai la questione sia assolutamente chiara a tutti, nel senso che questo Mare Nostrum si sta sostanzialmente risolvendo in un'azione tale per cui si va direttamente a prendere i cosiddetti migranti, gli immigrati irregolari che arrivano dal Nord Africa, non quando sono in difficoltà in mezzo al Mediterraneo o prossimi alle nostre coste, ma addirittura appena usciti dalle acque territoriali. Le acque territoriali, ricordo, sono 12 miglia, quindi poco meno, circa 20 chilometri, quindi appena usciti di qualche chilometro dal territorio del Nord Africa, praticamente le nostre navi militari vanno a prendere direttamente queste persone. Questo ha generato 2 fenomeni facilmente prevedibili. Uno, che insieme all'abolizione della Bossi-Fini e a tutta la prosopopea di sinistra da anni imperante in Italia, che comunque nei confronti di quelle persone l'Italia praticamente lancia quotidianamente una sorta di richiamo, di invito a venire nel nostro territorio. La seconda, ancora più grave, è che da quanto riferiscono quelli che insomma vedono le cose direttamente sul posto, è che siamo passati da barconi malmessi che però qualche centinaio di chilometri di mare lo tenevano, a barconi ancora in condizioni peggiori che partono dalle coste della Libia e della Tunisia addirittura senza neanche il pieno di gasolio, cioè proprio solo pochi litri per uscire giusto dalle acque territoriali, quindi peggiorando ulteriormente la situazione di sicurezza. Perché a questo punto io ho detto, ma perché dobbiamo mandare navi militari
con personale addestrato e tutto, con tutto quello che ne costa, ne consegue. A questo punto l'Italia vuole fare questa roba, che faccia veramente un servizio di traghetto fisso, che almeno ci togliamo l'ipocrisia, togliamo i costi inutili, mettiamo tutti in sicurezza e basta. Però qualcuno dovrebbe chiedere agli italiani, primo, se sono d'accordo con questa azione che, come tante altre, è imposta dall'altro. Secondo, che di questo passo parliamo veramente di centinaia di migliaia, se non di milioni di persone che arriveranno in Italia nei prossimi anni, e quindi magari qualcuno dovrebbe chiedere agli italiani a quanto dobbiamo arrivare o se non c'è un limite superiore. Per il discorso dell'Europa, in Europa purtroppo è imperante questa visione globalizzatrice, veramente incomprensibile, che io credo appartenga a pochi cittadini europei, ma quei pochi cittadini europei sono tutti lì nel Parlamento e nella Commissione europea a dettare legge per gli altri. E questo atteggiamento che quando c'è da dare i contributi all'Europa siamo europei, quando c'è da difendere i nostri confini siamo italiani, è veramente assolutamente inaccettabile da parte delle autorità. Lei ha detto l'altra sera a Caronno Varesino, appunto, dove ha fatto tappa anche il Basta Euro Tour di Matteo Salvini, che il frutto della guerra alla Libia è anche questo, no? E lo stiamo registrando in questi mesi, a fianco di questa scelta dell'operazione Mare Nostrum, che è imputabile peraltro interamente al governo italiano. Però il frutto di quella guerra lì è stata anche, diciamo, questa serie di partenze costanti verso l'Italia. Sì, assolutamente. Anche qui, ricordiamo tutti, nel 2011 eravamo ancora al governo con Berlusconi, quindi non è che eravamo l'opposizione e facevamo i grillini di turno, avevamo posizioni di governo, ma con molta serietà intellettuale e come sempre con la solita nostra chiarezza fummo proprio dichiaratamente contrari all'intervento e votammo contro qualunque tipo di intervento, che ricorderete gli americani per conto loro, poi alla fine per non farci niente si partecipò anche come Italia, con le basi, con il resto e con tutto. Noi la nostra posizione fu chiara. Gheddafi è un pazzo scatenato, è un dittatore, tutto quello che di male gli si può dire, però in paesi come quelli che hanno sensibilità, diciamo così, di governo, era l'unico che teneva sotto controllo la situazione. Poi abbiamo visto come è andata a finire, è saltato quello, e voglio dire, finché l'avessero fatto all'interno loro autonomamente va bene, niente da dire, però con l'intervento esterno dei paesi occidentali che avevano evidentemente altri fini che non la liberazione dei libici, abbiamo visto come è andata a finire. Cioè, da una parte comunque il tentativo di restaurare un regime militare e dall'altra, come era facilmente prevedibile, queste primavere arabe si sono trasformate in autunni o inverni di integralismo islamico. In molte parti della Libia è ritornata la Sharia, molte popolazioni libiche che ormai avevano, come dire, raggiunto l'epoca dell'abito occidentale o della minigonna per le donne stanno ritornando al burqa e alle abitudini islamiche, per cui alla fine che cosa abbiamo portato a casa? I libici stanno peggio di prima, ricordiamo che la Libia era il paese africano col più alto PIL e reddito pro capite sui livelli dei medi paesi europei. Adesso si ritrovano in mezzo a guerre che chissà quando mai finiranno, peggioramento della situazione economica, riduzione dei diritti civili e in più questa tratta di persone che, non avendo più un'autorità consolidata riconosciuta in Libia, non è controllata da nessuno, anzi secondo me ci sono anche dietro, oltre per dire a poteri economici trasversali che comunque vogliono annacquare l'Europa rispetto a quello che potrebbe essere il suo potenziale, c'è da non disconoscere poi i paesi arabi che finanziano la guerra integralista religiosa islamica, perché quando continuano a dire che queste persone comunque spendono 2, 3, 5, 6 mila dollari per venire in Italia, ma dove vanno a prendere questi soldi? È evidente che c'è qualcuno dietro che si preoccupa anche di finanziarli, e tra le decine di migliaia di persone che arrivano siamo sicuri che sono tutti solo donne, uomini, inermi, indifesi, bambini, per l'amor di Dio, quello sono fuori da ogni altro ragionamento, ci mancherebbe, ma siamo sicuri che non ci sia centro qualche guerrigliera islamica, qualche addestratore che verrà in Italia e creerà qualche cellula segreta di Al-Qaeda, cioè sono cose talmente banali ed evidenti che dovrebbero ragionare e pensarci tutti, invece no. Per cui alla fine, voglio dire, qualcuno dei nostri
aveva detto che tutti i missili che stiamo sparando ai libici ci ritorneranno indietro, e difatti stiamo assistendo esattamente a questo. Ecco, Galli, secondo lei ha senso dire l'Europa ci deve pensare? In che termini? No, diciamo che intanto dovremmo pensarci noi, perché credo che il primo problema è il governo italiano e questo buonismo di sinistra, globalizzatore, ipocrita, che serve solo a lavarsi la coscienza e dormire tranquilli con qualche migliaio di disperati che sistemiamo negli alberghi, senza minimamente fare interventi perché nei paesi di origine si risolva qualunque problema, senza fare nulla perché si inneschi almeno uno sviluppo economico che incentivi le persone a stare nel loro paese. Ricordo che l'Africa potenzialmente è il continente più ricco del mondo. Quindi la prima cosa che dovremmo fare in Italia è chiarirci le cose, quindi l'invasione incontrollata semplicemente non ce la possiamo permettere, le conseguenze le vediamo tutte, abbiamo già milioni di disoccupati nostri, abbiamo già i nostri pensionati a 500 euro al mese, non mi sembra il caso di instaurare uno stato sociale per mantenere milioni di altre persone che arrivano da altri paesi, quindi un ragionamento interno, e poi un ragionamento interno nostro sempre sui principi. Ma dove sta scritto che noi dobbiamo accettare che chiunque dal mondo voglia venire in Italia, noi dobbiamo farlo entrare? Cioè, cosa ci vuole? Fare un bel referendum alla Svizzera e chiedere ai cittadini italiani: vuoi che arrivano? Sì, no. Se sì, quanti? 100.000, 1 milione, 10 milioni, 40 milioni, 100 milioni? Perché non sono paradossi questi, e se noi non facciamo delle regole non c'è un limite superiore. In Africa abitano comunque 1 miliardo di persone. Vuol dire, se anche venisse 1 su 100 sarebbero comunque 10 milioni di persone, se venisse il 10% sarebbero 100 milioni di persone. Noi saremmo distrutti, come diciamo sempre. Da loro 1 miliardo meno 10 milioni di persone, 1 miliardo meno 100 milioni, quelli che stanno là starebbero comunque male. Quindi voglio dire, prima dovremmo avere l'idea di difendere il nostro paese, che è credo il principio primo di qualunque amministratore, di qualunque governante, di qualunque politico eletto dal popolo, e poi le azioni conseguenti. Quindi prima cosa dovremmo prendere come paese un atteggiamento adeguato. Il secondo, bisogna comunque fare un discorso chiaro all'Europa e dire: o siamo europei o non siamo europei. Se siamo europei, il confine d'Europa non inizia a Berlino o sul Reno, ma inizia a Lampedusa da una parte, in Polonia dall'altra, in Portogallo dall'altro e nel nord dei paesi scandinavi dall'altro. Quindi chiunque voglia entrare in Europa in maniera illegale, tutta l'Europa deve reagire compatta. Se invece noi serviamo l'Europa perché diamo forza all'euro, siamo un grande mercato di consumo, comunque diamo massa critica alla cosa, però quando ci sono problemi seri ci dobbiamo arrangiare a casa nostra, allora spiegateci. Se essere in Europa significa essere obbligati a misurare il diametro del pisello e misurare la curvatura delle banane, dico, ne facciamo volentieri meno, ci stiamo per conto nostro, che magari abbiamo qualche potenziale in meno, come dice qualche ben pensante, ma tanta libertà in più. Galli, ho citato prima, altro argomento, il basta euro tour che ha fatto tappa nel Varesotto. Lei è sempre stato attento ai temi dell'economia e dell'impresa. Questa opzione secca che la Lega ha posto fin dall'inizio, ben prima della campagna elettorale vera e propria, in tema di moneta unica e di Europa, cioè basta euro. Lei come la valuta? Qual è il suo giudizio da un punto di vista economico e diciamo così anche industriale? Ma qui c'è poco da inventare, nel senso che basta vedere i dati. In 12 anni di introduzione dell'euro la Germania ha aumentato la sua produzione industriale del 30% e noi abbiamo perso il 20% della nostra, che per essere chiaro non è colpa delle imprese lombarde o venete, che di per sé sono anche più efficienti di quelle tedesche, ma noi ci troviamo nella ormai non più sostenibile situazione di avere una moneta forte, bancariamente fissata in maniera rigida, che va benissimo ai tedeschi che fanno prodotti, le Audi, le Mercedes, BMW, le Porsche di un certo tipo, ma contestualmente di una pressione fiscale e burocratica tipicamente italiana, quindi enormemente superiore rispetto a quella di altri paesi, ed è questa la tenaglia insostenibile. Quindi non è più questione di giusto o sbagliato, ma solo scegliere. Facciamo finta di niente, teniamo giù la testa e diciamo che va bene così, andiamo avanti e andiamo contro il massacro, perché noi comunque continuiamo a perdere PIL, continuiamo a perdere posti di lavoro, continuiamo a perdere aziende che chiudono di qua per aprire da altre parti e delocalizzare. Quindi il fatto di
comunque uscire da questa situazione, secondo me, non è più una domanda da fare, ma è solo la presa d'atto dell'evidenza delle situazioni. Dopodiché l'uscita dall'euro va ragionata, nel senso che bisogna capire quali possono essere i meccanismi più ragionevoli, se per dire tornare a una moneta diversa o semplicemente avere un'area di euro flessibile, per cui i tedeschi si tengano pure l'euro valore 1 su 1 e paesi tipo la Francia, l'Italia e qualcun altro avere una fascia di euro, come dire, trattabile dal punto di vista dei valori, quindi con una riduzione del suo valore recuperare quello che abbiamo perso in questi anni come competitività, e i paesi decisamente più deboli che veramente escano del tutto, semplicemente non sarebbero mai dovuti entrare, oppure effettivamente un'area di maggior flessibilità ancora. Quindi sul fatto del no euro ormai veramente solo chi non vede le cose può dire che è una stupidaggine, perché proprio non si rende conto che restare dentro significa andare veramente dritti contro un muro e schiantarsi. L'uscire chiaramente va declinato in maniera adeguata, ci possono essere opzioni diverse, ma sicuramente bisogna uscire da questa moneta rigida, tagliata sui tedeschi, che a loro va benissimo, ma noi ci sta uccidendo. Quindi questa ormai vuol dire una scelta obbligata. E qui devo dire va merito alla Lega, in particolare al segretario federale Salvini, che su questa questione, che adesso pian piano in tanti stanno entrando nell'ordine di idee, però ricordo non era così facilissima da presentare, ecco, invece ha voluto proprio con coraggio e con determinazione metterla sul tavolo e portarla avanti. E credo che abbia dato risultati non solo in termini elettorali, che peraltro questione non marginale, ma soprattutto in termini di consenso intellettuale, cioè ci sono molte persone che dopo un primo momento un po' così di disintoriamento, perché da anni che parliamo dell'euro e basta, ecco, dopo questo disorientamento iniziale stanno cominciando a ragionare sul fatto che probabilmente le cose che diciamo hanno un fondamento e sono giuste. Ecco, tra l'altro Galli, poi abbiamo ancora qualche minuto dopo la pubblicità, tra poco c'è la pubblicità, poi apriamo anche le linee per una decina di minuti. Chi vuole intervenire può farlo chiamando allo 02 66 20 35 29 o inviando un SMS al 346 64 27 756. Dicevo, puntualmente ad ogni elezione europea, anche in questa, ci sono commentatori sui giornali altrove che dicono: ma qua si parla solo di questioni politiche interne italiane, si parla poco di Europa. Beh, la Lega, diciamo, è stato forse il primo partito che ha messo al centro del dibattito politico in vista di questo voto una questione europeissima, diciamo così, cioè la moneta unica e l'assetto di questa Europa. Ciò nonostante, però, mi pare che, nonostante tutto, il dibattito a livello più generale sull'Europa, su questa Europa e sulla moneta unica sia piuttosto povero. Questa provocazione, tra virgolette, intellettuale e politica da parte della Lega è stata accolta abbastanza poco, mi pare, perché sia per coloro che avversano o per coloro che eventualmente, diciamo, sostengono questa ipotesi, e ce ne sono pochissimi nell'establishment, la questione è stata semplicemente ignorata, più o meno, salvo le difese d'ufficio abbastanza modeste e marginali di coloro che invece sono fanatici della moneta unica, che peraltro non hanno sprecato neanche tanto spazio in termini di comunicazione per far valere le proprie opinioni, visto che oltretutto sembrano essere molto poco popolari. Però in generale il dibattito alla fine si è concentrato sulle cose tutte domestiche, no? La Padania oggi titola La Cagnara per significare questo fatto, che il dibattito da parte di Berlusconi, Renzi, piuttosto che il Grillo, è tutto centrato su questioni interne e su questioni di contrapposizione politica. Vorrei un suo parere su questo, poi però prima abbiamo la pubblicità e dopo, quando rientriamo in onda, anche le linee aperte allo 02 66 20 35 29. L'associazione
22. Intanto vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento telefonico che nel frattempo è caduto con Dario Galli per questi 10 minuti. Ricordo il numero di telefono per chi vuole intervenire in diretta, è lo 02 66 20 35 29. Intanto torniamo brevemente sulla prima pagina dell'ANSA di questa mattina, di questo momento, che oltre alla questione dei 2 barconi, dei soccorsi, 100 bambini, dice la Marina Militare, a bordo di questi 2 barconi soccorsi dalla stessa Marina Militare. Poi, secondo titolo, l'annuncio del Presidente del Consiglio Renzi, lo sforzo per cambiare la pubblica amministrazione. Le tasse si pagheranno via SMS, ha annunciato il Presidente del Consiglio. È pesante e poderoso lo sforzo di cambiamento che stiamo cercando di imporre e imprimere alla pubblica amministrazione. Così il Premier Renzi, in un incontro stamani a Milano, alla rivista Vita, rivista del volontariato. Il Premier Renzi ha detto che il governo sta portando avanti un percorso di profonda modifica strutturale del nostro Paese, cercando di coinvolgere tutti prima. E penso che ci stiamo riuscendo. Sono convinto che se ci impegniamo, le tasse possiamo pagarle con un SMS, ha detto Renzi stamattina a Milano. L'Italia è un paese che incasina le cose semplici, ma le tasse bisogna pagarle con maggiore semplicità. Per le rivoluzioni si fa un passo alla volta, dice il Premier. Il tema dell'edilizia scolastica è parziale, la questione educativa è centrale, ma io non sono credibile se pongo quella questione senza aver risistemato le scuole. Ci vogliono far credere che è tutto disperazione e distruzione, anche con un linguaggio di morte, e invece l'Italia ha davanti una straordinaria occasione di ripartenza. Il contenuto netto lo lascio al vostro giudizio. Comunque, Dario Galli, allora pagheremo le tasse con l'SMS, dice il Presidente del Consiglio Renzi, da Milano stamattina. Ma credo che per Renzi sia l'ultimo dei problemi, basta pagarlo, per cui si inventano di tutto. Quando non ci sono più i soldi ci faranno portare le uova ai polli piuttosto che qualcos'altro, però credo che l'unico problema che resta immutato negli anni per lo Stato italiano sia quello di trovare ogni volta un modo diverso, una voce diversa, un'aliquota diversa per far pagare comunque più tasse agli italiani in generale e ai padani in particolare. Velocemente però su quello che diciamo sull'euro e sulle le argomentazioni in campagna elettorale di prima la pubblicità, devo dire che ha assolutamente ragione. In Italia, come al solito, è veramente il paese delle ipocrisie. Tutti sono europeisti e ci danno addosso noi che probabilmente siamo gli unici ad esserlo. Poi tutti gli altri per primi usano le elezioni europee esclusivamente per confronti sulla politica interna, disinteressandosi completamente dell'Europa un giorno dopo le elezioni. Non solo la Lega, devo dire, è l'unica che sta mettendo proprio l'attenzione su argomentazioni politiche europee, visto che di questo che stiamo parlando, queste sono elezioni, obbligando in qualche modo, come fa spesso, anche gli altri a confrontarsi sulle stesse questioni. Ma ricordo anche che la Lega è stata l'unica sempre che sulle questioni europee ha tenuto posizione di coerenza e devo dire anche di preveggenza, di intelligenza politica. È stata l'unica a votare contro l'introduzione dell'euro, è stata l'unica a mettersi attraverso con l'assurdità come la Bolkestein o cose di questo tipo, è stata l'unica a votare contro il fiscal compact, cose di cui adesso tutti si lamentano, ma se andiamo a vedere gli atti parlamentari, solo la Lega nei momenti che contano, cioè quando in Camera e Senato si vota, ha votato contro. Intanto abbiamo una telefonata 02 66 20 35 29, con noi Dario Galli ancora per un po' di minuti, SMS al 346 6427 756. Pronto? Pronto, buongiorno a lei suo ospite, io mi chiamo Franz e chiamo dal Veneto. Allora, intanto un saluto a Dario Galli, ma volevo dire questo. Prima ha fatto un esempio Dario Galli e ha detto ma ci potrebbero far fare come la Svizzera un referendum per dire se ci piace una cosa, se ci piace un'altra, se vogliamo gli immigrati. Il problema è proprio qua, è di natura, cioè sta alla radice della questione. Noi dico noi perché siamo sudditi di questo Stato, io sono veneto, però voglio dire, noi abbiamo una Costituzione, la Costituzione italiota, che è una gabbia dorata, cioè ci impedisce di fare qualsiasi cosa,
Cioè, quando noi andiamo a affrontare una questione internazionale, noi non abbiamo votato il trattato europeo, noi non abbiamo votato l'euro, cioè noi siamo dei sudditi. Quando è il momento di tosarci, specialmente noi padani, siamo i primi ad essere tosati, quando è il momento di ascoltarci ci dichiarano tra virgolette guerra. E per fortuna abbiamo trovato Salvini, un grande segretario federale, che, come ha detto Dario Galli e anche lei, si è dato da fare e ha rovesciato, diciamo, il coperchio, ha scoperchiato, anche se loro in questi 3 giorni la stanno buttando in cagnara. Insomma, in soldoni la domanda a Dario Galli è quella: atteso che noi con questa Costituzione non ci daranno mai nulla, cosa dobbiamo fare per questo articolo 1 dello Statuto? Grazie. La prossima telefonata, pronto? Sì, buongiorno. Saluti a Cainarca, a Galli e a Franz. Io ho chiesto sull'immigrazione, per essere forse un po' cattivello, in questo senso. Se io decido di fare beneficenza a qualcuno, non vado poi a rompere le palle al resto del mondo pieno di soldi per fare la mia beneficenza. Ora, gli italiani, per mezzo dei loro rappresentanti eletti, sapendolo prima, hanno deciso di fare beneficenza a tutto il resto del mondo, addirittura di andarli a prendere a casa. Gli italiani non devono rompere le palle all'Europa, perché sono gli italiani che hanno deciso questa schifezza di questo Mare Nostrum. Punto, non c'è tanto da discutere. E purtroppo non si riesce mai a far capire questo semplice concetto agli elettori, che stupidamente votano chi gli capita, salvo poi lamentarsi degli effetti ricevuti e avuti. Vi saluto. Ciao. Bene, abbiamo anche una terza telefonata, poi la parola a Dario Galli. Pronto? Pronto, Massimo di Lazio. Madonna, come stamattina abbiamo una linea disturbatissima. Infatti sarò brevissimo, sintetizzo. Cito per dire che non c'è neanche dalla parte del Magistero della Chiesa, non ci sarebbe, nonostante quello che succede adesso, l'accoglienza indiscriminata. Bisogna leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica, dove dice, poi dico il paragrafo: le nazioni più ricche sono tenute nel limite del possibile all'accogliere. Poi le autorità politiche per il bene comune possono subordinare le legittime diritti di immigrazione a diverse condizioni giuridiche. Si trova al 2241 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Va bene, poi c'è una giovane elettrice che via SMS vuole avere delle delucidazioni sul voto per le europee. Il voto sarebbe valido nel caso in cui scrivesse solo 2 preferenze maschili? Per le europee la regola è che bisogna alternare il genere maschio-femmina nel caso in cui si esprimono 3 preferenze, se non ho capito male. Se ci si limita a 2, non è necessario introdurre l'alternanza tra uomo e donna, a differenza delle amministrative. Comunque, Galli, prego. Sì, su quello, come giustamente, si può non mettere nessuna preferenza e si mette il segno suggerire data e vale il voto alla Lega. Se si mette una preferenza si mette quello che si vuole, se se ne mettono 2 si mette quello che si vuole, se se ne mettono 3 ci deve essere un'alternanza di genere, quindi o 2 uomini e una donna o viceversa. Per gli ascoltatori, velocemente, diciamo che sicuramente noi paghiamo anche lo scorso, come dire, di una tradizione culturale che come dire, mette il nostro paese nel Mediterraneo, di un certo tipo di cattolicesimo, sono cose che sappiamo benissimo, però questo non giustifica poi l'atteggiamento di certi politici che fanno veramente del buonismo da 2 soldi, della mondializzazione da un tanto al chilo il loro credo politico, perché credo che non sia né serio né rispettoso, ma soprattutto che non porti da nessuna parte, anzi porti disastri che stiamo vedendo adesso. Per quanto diceva Franz dal Veneto, dice una cosa giusta, la Costituzione è stata fatta da persone che comunque, insomma, oltre che avere certe idee, avevano in sostanza anche del popolo italiano, loro che erano praticamente stati i freschi liberatori, un'idea abbastanza balzana, abbastanza riduttiva, per cui la Costituzione è sulla carta la più bella del mondo, come dice qualche ben pensante e ben pagato ideologo di sinistra, studioso di sinistra, ma in realtà pone un sacco di limiti, per cui a fronte di una grande apertura di stampo democratico europeo, poi sulle cose importanti sostanzialmente esclude totalmente il popolo italiano e soprattutto il popolo padano, devo dire, dalle scelte importanti, per cui per esempio proprio per Costituzione referendum su questioni europee non si possono fare, cioè bisogna prenderne atto e basta,
come non si possono fare referendum su questioni fiscali, anche qui, come non si possono fare referendum propositivi ma solo abrogativi, quindi riconducendo il popolo nel suo insieme in un angolino, diciamo, nell'organizzazione complessiva dello Stato. Ricordo che non è obbligatorio così, perché i popoli non hanno certo nulla da invidiare a noi dal punto di vista dello sviluppo civile come la Svizzera, perché per quanto piccolo è comunque un paese lento a tutti gli effetti. Si può fare invece di tutto, si fa referendum su questioni fiscali e, contrariamente a quanto potrebbero pensare i politici centralisti italiani, spesso sono gli svizzeri popolo che si impongono per esempio delle tasse, scegliendo per esempio di pagare tasse di scopo finalizzate a qualche opera, oppure semplicemente rifiutano i miglioramenti. Qualche mese fa è fatto un referendum per introdurre la 5ª settimana di ferie. In Svizzera ne fanno solo 4 rispetto ormai alle 6 o 7 che si fanno nella maggior parte dei contratti italiani, e il popolo svizzero ha detto no, 4 settimane di ferie sono abbastanza. Per non parlare di quelli che ci hanno colpito di più, o perlomeno hanno colpito di più la fantasia dei ben pensanti romani e dei politici centralisti sulla questione dei minareti l'anno scorso, piuttosto che sulle quote di immigrati di pochi mesi fa. Quindi voglio dire, noi siamo ben lontani da una democrazia veramente compiuta, e la Costituzione italiana, per quanto osannata, in realtà è molto lacunosa riguardo le scelte popolari nel senso più completo del termine. Bene, io ringrazio allora Dario Galli, che tra l'altro sarà tra poco ospite su Antenna 3 della trasmissione Orario Continuato in TV. Grazie a Dario Galli, candidato per la Lega Nord alle prossime elezioni europee del Parlamento europeo per la circoscrizione nord-ovest. Buon lavoro, buona campagna elettorale a Dario Galli, e a risentirci presto. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, poi Padania libera sempre. Bene, noi torniamo brevemente alle notizie di oggi, tenendo aperte le linee. Poi nell'ultima parte della trasmissione invece ascolteremo, a proposito di trasmissioni televisive, gli interventi di stamani di Matteo Salvini a Canale 5, la telefonata con Maurizio Belpietro, e a Uno Mattina su Rai 1, dove mi pare sia stato fatto un confronto con un rappresentante della lista Tsipras. Ad ogni modo, l'agenzia ANSA, dicevamo, dà anche conto dell'arresto del presidente del Consiglio regionale della Campania. Trattasi di Paolo Romano, che è candidato alle prossime elezioni europee nella lista del Nuovo Centrodestra. Il presidente del Consiglio regionale campano è stato arrestato per tentata concussione. Gli vengono contestate pressioni per far nominare il direttore sanitario e il direttore amministrativo della SL di Caserta. Secondo la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e secondo la Guardia di Finanza di Caserta, Romano, nel corso di vari incontri con l'attuale direttore della SL di Caserta, Paolo Menduni, avrebbe fatto riferimento a un accordo politico che prevedeva la spartizione di incarichi di vertice nella pubblica amministrazione regionale. Il presidente del Consiglio regionale campano avrebbe esercitato pressioni e minacce verso il funzionario per costringerlo a revocare le nomine di dirigenti che Menduni avrebbe effettuato senza assecondare le sue indicazioni. È stato il direttore generale dell'azienda sanitaria di Caserta, Menduni, a raccontare nei particolari agli inquirenti gli incontri avuti col presidente del Consiglio regionale della Campania, che è finito ai domiciliari per tentata concussione. Il direttore generale dell'azienda sanitaria casertana ha anche parlato di pressioni e minacce subite per operare nomine gradite. Le dichiarazioni del direttore generale dell'azienda sanitaria di Caserta sono state poi confermate da altri dirigenti della SL casertana, che ai magistrati hanno parlato di un clima fortemente ostile a Menduni, di forme d'attacco e pressione del potere politico verso la SL mai visto in tanti anni nella SL. Tanto che qualcuno ha riferito che era in atto un'operazione per portare le dimissioni di Menduni. Inoltre, elementi di prova emergono anche dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, nelle quali, rileva la Procura, Romano manifestava la propria preoccupazione per la denuncia presentata dal Menduni, il che naturalmente è un aspetto poco significativo, perché esprimere preoccupazioni per la denuncia presentata dal direttore generale di un'azienda sanitaria di Caserta, in questo caso, mi sembra il minimo, nel momento in cui si ha notizia di una denuncia.
Vedremo se non è un regolamento di conti interno, ma una camarilla di potere, una delle tante, di che si tratterà. Intanto le linee rimangono aperte, dicevo 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire. Per questa settimana parliamo soltanto di Europa, del voto di domenica, dell'euro, di tutto ciò che volete, ma in relazione ai temi legati alle elezioni europee, naturalmente. Intanto, sempre guardando al primo piano delle notizie di oggi, vi segnalo alcune letture. Nel frattempo naturalmente le linee rimangono a vostra disposizione, chi vuole intervenire può farlo. Sulla stampa di oggi abbiamo citato stamani l'intervista al capo dell'ufficio tutela uscite mercati del Comando Generale della Guardia di Finanza, Giovanni Avitabile. La stampa riassume l'intervista così: rubare, rubare, rubare. Stiamo parlando di appalti pubblici. Secondo quel che dice questo alto dirigente della Guardia di Finanza, 7 appalti pubblici su 10 sono truccati e la sanità, oltre che il settore del mattone, sono i settori più ambiti, con imprenditori super spregiudicati come quelli che alla SL di Foggia si sono aggiudicati il contratto Solventi con un ricarico di oltre il 3000%. Sono riusciti a farsi pagare 1.920 euro per ogni flacone, che in realtà costava appena 60 euro. 2 telefonate, pronto? Pronto, buongiorno. Volevo soltanto ricordare che ci sono i referendum da andare a votare. E poi volevo comunicare anche che nel comune di Caronno Pertusella, in provincia di Varese, non ci sono i moduli per la reintroduzione del reato di clandestinità. È l'ultimo quesito che è stato aggiunto e immagino quindi ci sia qualche slittamento di tempi, ma credo che poi i moduli verranno resi disponibili. Il sito per documentarsi sui referendum, lo ricordo a mia volta, è vieniafirmare.org, naturalmente www.vieniafirmare.org. Il numero di telefono per avere delucidazioni di ogni genere sui quesiti referendari per l'abolizione di alcune norme, in primis la legge Fornero, ma anche i prefetti, la legge Mancino e tutti gli altri quesiti di cui abbiamo ampiamente parlato in queste settimane. La raccolta firme va avanti naturalmente, il sito vieniafirmare.org e il numero di telefono è lo 0266 234 234. Altra telefonata, pronto? Caduta, quindi le linee sono libere. Vi ricordo quali sono i quesiti referendari, oltre alla reintroduzione del reato di immigrazione clandestina, la legalizzazione della prostituzione con l'abrogazione della legge Merlin, l'abrogazione della legge Fornero, lo stop ai concorsi pubblici per immigrati e l'abolizione del prefetto. Una telefonata, pronto? Pronto, sono io? Buongiorno. Ah sì, buongiorno. Puoi chiarire cortesemente con un po' di precisione quali sono le alleanze della Lega in Europa? Perché poi quando andiamo là ovviamente ci sono i macro partiti che si chiamano alleanze tra le varie forze europee. Cortesemente avere un po' di chiarezza su questo punto. In primis Marine Le Pen, ma questo credo che lo sappiano tutti, poi gli olandesi di Geert Wilders e poi altri gruppi che propongono le stesse cose. Adesso non glieli riassumo tutti, ma dalla Danimarca alla Svezia ci sono altri partiti, diciamo, che la vedono allo stesso modo e che si troveranno insieme nel gruppo parlamentare che si costituirà dopo il voto al Parlamento europeo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, ascolti, io volevo da voi un'informazione. Dunque telefono da Cremona e ho sempre votato Lega, quindi il simbolo so benissimo, la croce da fare. Non so il nome, un nome mi può dare un candidato? Beh, ho sentito Dario Galli. È l'ultima cosa che io posso fare, naturalmente non sarà difficile per lei, credo, trovare l'elenco dei candidati, anche perché nel momento in cui va al voto c'è un bel manifestone con scritto tutti i candidati disponibili nella sua circoscrizione, quindi può scegliere come più le pare e piace, ricordando a tutti che nel caso in cui si esprimano 3 preferenze bisogna scegliere è obbligatorio scegliere una persona di sesso diverso dalle altre 2 o viceversa, diciamo al massimo 2 persone dello stesso sesso, o maschio o femmina. La terza persona deve avere un sesso diverso
dai primi due candidati per i quali si esprime la preferenza. Cioè, in poche parole, se voi fate 3 preferenze, esprimete 3 preferenze, potete votare 2 uomini e una donna, 2 donne e un uomo, ma non 3 uomini o 3 donne, perché altrimenti la terza preferenza viene annullata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Bonetti da Brescia. Volevo dire che oggi qui a Leno, in provincia di Brescia, viene Maroni. Nessuno ha detto niente. Se potete dirlo voi. L'ha detto lei e quindi benissimo. Che qui in provincia di Leno, in provincia di Brescia, a Leno, alle 7 di sera, viene Maroni, quindi una cosa abbastanza importante. Non ha scritto niente né il giornale, né le televisioni, né radio. Niente, nessuno ha detto. Vi ringrazio. Quest'oggi alle ore 19 Roberto Maroni incontra la cittadinanza a sostegno del candidato sindaco, in particolare in questo caso Fabio Losio a Leno, Brescia, presso il comitato elettorale in piazzetta Cesare Battisti. E alle ore 21 c'è un altro incontro pubblico di Roberto Maroni a sostegno del candidato sindaco Elena Zanola a Montichiari, Brescia, presso il centro fiera in via Brescia. Tra l'altro Elena Zanola al centro di una vicenda giudiziaria che sarà tutta da raccontare quando sarà finita, perché ingiustamente accusata. Comunque, 2 telefonate ancora, 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Claudio da Brescia. Prima una battuta riguardo quello che ha detto Renzi riguardo il pagamento delle tasse di SMS. Tra un po' potrà deliberare il pagamento delle tasse via pensiero, perché la gente non avrà più neanche un soldo e forse comincerà qualcuno a capire che oltre che essere abusivo forse è ora che dia delle regole magari diverse. Riguardo l'Europa, io ho letto che c'è un candidato che è stato eletto alle ultime elezioni nelle file del PD dopo che era appena uscito di galera per i disastri occorsi alle Cinque Terre. Quest'anno si ricandida sempre alle europee con Forza Italia e attualmente addirittura sotto processo, o meglio in attesa di processo, proprio dopo che è stato in prigione per quello che è successo. Verrà sicuramente eletto, dopodiché i parlamentari della Lega si troveranno a confronto con gente del genere. E questo qui sta girando oggi l'Italia parlando di giustizia, chiedendo voti in tal senso. Ecco, come ci si regola di fronte a queste cose qua? Bene, allora c'è Aniello da Napoli che scrive: in Europa il giullare Salvini è conosciuto come assenteista e inconcludente. Ora si sta adoperando per mandare alle ortiche quel poco di consenso che ha guadagnato tra gli ignoranti montanari leghisti. Bene così, genio Salvini, scrive il geniale Aniello da Napoli, che ritiene a sua volta di aver fatto una considerazione geniale, purtroppo dimenticandosi i numeri e i dati di fatto, perché Salvini è tutt'altro che assenteista in Europa, lo dicono i numeri dello stesso Parlamento europeo, con un tasso di presenza superiore all'80% e anche per le votazioni al Parlamento europeo. Quindi andatevi a guardare i numeri. Va bene che a Napoli diciamo i numeri molto spesso, e non dico per i cittadini, ma per chi, diciamo così, gestisce le cose pubbliche, i numeri sono un optional, non importano, se non i numeri dei quattrini che arrivano dalle tasche degli altri contribuenti della Repubblica Italiana, segnatamente di alcune zone della Repubblica che molto contribuiscono e poco ricevono, però i numeri a volte sono importanti. Mentre scrive ancora Linda, 20 anni, per le elezioni europee faccio una croce sul simbolo e metto 2 preferenze, 2 maschi. È un voto valido? Sì. Nel caso in cui ne metti 3 invece devi scegliere anche il nome di una candidata donna e viceversa. Se preferisci invece dare la preferenza a 2 candidate donne e vuoi esprimere una terza preferenza, devi segnare il nome di un candidato maschio. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, buon Padano. No, volevo una chiarezza, perché stamattina un vostro segretario di una sezione mi ha praticamente detto che se si vota logicamente nello stesso collegio, nella stessa circoscrizione, una preferenza e poi si mette anche un'altra preferenza, se non addirittura 3, si va in conflitto perché si cerca di, praticamente
si avvantaggia uno al posto dell'altro, ma il voto non va sempre alla Lega anche con i due candidati? C'è qualcosa che non ho capito però la domanda, scusi. Cioè, se io metto due preferenze, non è che scontento uno e accontento l'altro, giusto? Ma in che senso, scusi? Il voto per le europee o per le comunali? Per le europee, mi perdoni. Per le europee lei ha fino a 3 preferenze e può scegliere quello che vuole. Esattamente, quindi mi danno la possibilità di 3 preferenze, sono 3 voti che vanno comunque a 3 esponenti della Lega. Nel senso... Direi, cioè nel senso, se lei vota Lega andranno ai 3 esponenti della Lega. Se lei vota Lega e poi mi scrive il nome di un candidato del PD, no, la preferenza non è valida. I nomi dei candidati della Lega, naturalmente. Non capisco la domanda, però, onestamente. C'è un po' di confusione. No, non c'è confusione. Lei vota un simbolo che ritiene quello che vuole lei. In questo caso lei ha detto la Lega, no? Lei vota la Lega, simbolo. Dopodiché ha fino a 3 preferenze, ne può esprimere una, ne può esprimere 2. Se ne esprime 3 deve ricordarsi di esprimerne una almeno di un sesso diverso da quella degli altri 2, o comunque alternare maschio o femmina, punto e basta. Poi non ho capito il senso della sua domanda. Forse appunto mi era stato detto che non era così. Come non era così? Va bene, niente. No, è molto semplice, non è difficile. Non bisogna complicare le cose semplici. La cosa semplice è: io scelgo il partito, dopodiché ho fino a 3 preferenze. Se ne esprimo 3, devo ricordarmi di mettere o un uomo o una donna, e non 3 donne o 3 uomini. Ha perfettamente ragione, solo che appunto c'è in giro qualche segretario che invece dice ai militari... Dai, non complichiamoci la vita, la facciamo corta, abbiamo capito. Perfetto. Bene, grazie anche a lei. Buona giornata. 02 66 20 35 29. Pronto? È pronto, Sandro da Genova. Ma a prescindere direi dobbiamo Lega, perché se a questa tornata delle europee gli euroscettici non riescono ad avere la maggioranza, non cambierà nulla per noi cittadini. Sì, non è che ci siano tanti strumenti per manifestare un certo scetticismo, mettiamola così, in forma molto soft, molto blanda, nei confronti dell'andazzo delle cose europee, magari anche interne, e della moneta unica e dell'euro e di come è stata gestita. Non è che abbiamo 3.000 strumenti a disposizione dal punto di vista elettorale. 02 66 20 35 29, ancora qualche minuto e poi invece ascoltiamo gli interventi di stamani del segretario federale Salvini, dapprima alla telefonata su Canale 5 con Maurizio Belpietro e poi a Uno Mattina in contrapposizione dialettico-politica con un rappresentante, un aspirante parlamentare europeo, credo, della lista Tsipras. Pronto? Pronto? Buongiorno. Dunque, io volevo sapere se io esprimo 3 preferenze vicino al simbolo, mettiamo, della Lega, devo anche mettere la croce sul simbolo della Lega, se no il voto non è valido per la Lega, o allora, posso farne a meno? Che mi ricordi io, è implicito che se uno mette 3 preferenze e sono giuste nella lista di fianco al simbolo della lista della Lega, ma è ovvio che ha votato quel partito lì e ha espresso 3 preferenze. Però, visto che uno già fa lo sforzo di andare a votare, cosa gli costa mettere una bella croce sul simbolo e la finiamo lì o no? Poi magari lei fa una domanda dal punto di vista di chi deve fare lo spoglio delle schede, me la considera buona o non me la considera buona, però che mi ricordi io, quando si desume chiaramente la volontà dell'elettore non c'è alcun dubbio. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno signor Cainarca, buongiorno e tanti complimenti, lei è il mio beniamino. Ascolti, io sento in giro tanta confusione, anche tra i conoscenti miei. Io dico una cosa semplicissima, ragazzi o amiche, non fate confusioni, piuttosto che andare a farsi annullare la scheda, fate il vostro sul simbolo, volete votare la Lega, votate la Lega e basta. Io penso che questo valga o no. Beh, non c'è bisogno di esprimere proprio, se mettiamo in uno piuttosto che fare confusione e scrivere un nome che magari non conosce bene, ok, io gli dico fate la vostra scelta e fate la vostra, cioè segnate il simbolo del partito e poi dopo ci penseranno loro a mettere qualcuno che conoscono. Dico bene? No, dice male, perché la preferenza è data apposta per contare e per scegliere le persone da mandare in Parlamento. Però adesso devo dire una cosa onestamente fuori dai denti: se siamo combinati al punto tale che ci mette in difficoltà il fatto di dover scrivere 3 nomi di preferenza su una scheda elettorale, è giusto che si rimanga schiavi a vita. Anzi, secondo me bisogna anche togliere il diritto di voto.
quando uno si trova in difficoltà a scrivere 3 nomi di preferenza accanto al simbolo di un partito dentro un riquadro bello e chiuso, no? Se siamo combinati così, la schiavitù è giusta e il diritto di voto va tolto immediatamente. Pronto? Telefonata. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Senta, io ho votato per i vostri referendum. Volevo però dire, io ho votato per i vostri... Sì, la sentiamo, basta. Sì, prego. Parli pure, allora, perché ho votato per i vostri referendum. Devo dare un'informazione in base al fatto della clandestinità. Ho visto adesso una scena in zona... Pronto? Sì, lei parli però, perché sennò altrimenti non ce la caviamo più. La sentiamo. Pronto, mi sente adesso? Sì, la sentiamo, prego. Adesso, dicevo, volevo dare un'informazione che ho visto adesso in zona stazione centrale a Milano, in base alla clandestinità, ho visto quei signori che si fermano ai semafori per chiedere i soldi e che in alcuni casi sono anche senza braccio. Sì. Volevo far notare che, proprio perché così almeno lo sanno tutti, non è vero che non sono senza braccio, perché uno che mi ha chiesto i soldi era senza braccio, ma quello di fianco aveva il braccio dentro nel giubbotto. Vabbè, adesso non mi pare che sia una cosa determinante, diciamo così. Comunque c'è l'ultima telefonata e poi abbiamo la possibilità di riascoltare gli interventi di Matteo Salvini stamani su Canale 5 e poi a 1 mattina. Pronto? Ciao Cainarca, mi fai dire a me come si vota? Sì, come si vota? Ma cacchio, io sono ignorante come una capra. Siamo in due. Facendo via Padova e dando come si vota. Ma c'è bisogno di fare confusione, qualcuno che deve votare va a finire che sbaglia proprio e ce l'annullano? Ma è semplice, 2 più una donna o viceversa. Ma sì, no, mi sbaglio Cainarca? Ma no, è semplicissimo, dai, se dobbiamo... Ti ringrazio, se dobbiamo metterci in crisi per questa roba qua siamo conciati veramente male. Intanto ascoltiamo allora gli interventi di Matteo Salvini stamani alla telefonata con Maurizio Belpietro, Canale 5, e 8 minuti e qualcosa, e a 1 mattina con Lorella Zanardo della lista Tsipras, 15 minuti e qualcosa. Buon ascolto. Buongiorno a tutti, benvenuti a Mattino 5. Via dall'euro, ma via anche la legge Fornero, quella che manda in pensione gli italiani un po' più tardi, quella che ha creato il problema degli esodati. Questa è la strategia della Lega Nord e noi ne parliamo proprio con il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. Buongiorno. Buongiorno Maurizio Del Pietro, buona giornata a chi ci guarda da casa. Allora, questa strategia di via dall'euro paga, però qualcuno qualche dubbio ce l'ha, comincia a far di conto, sostiene che se noi uscissimo dall'euro in realtà ci costerebbe moltissimo. Non è un modo per cercare di guadagnare qualche voto, di insomma intercettare le intenzioni degli scontenti, ma poi di fatto è difficile da realizzare questa uscita dalla moneta unica, o no? No, uscire dall'euro conviene. Io ho 2 figli, sarei un matto se per qualche voto in più mettessi a rischio il futuro dei miei figli. Una moneta giusta, una moneta italiana farebbe lavorare di più in Italia, perché sarebbero più convenienti i prodotti italiani. E quindi se uno lavora di più avrebbe più facilità a pagare il mutuo, la spesa, a pagare la benzina, perché con la disoccupazione il dramma è sopra la testa di tutti. Quindi conviene. Io faccio la battaglia contro l'euro, un nemico dell'Europa, per motivi di giustizia, perché l'Italia non è seconda a nessuno e non dobbiamo morire di schiavitù tedesca. Uno, perché ci conviene, perché le pensioni e i mutui sarebbero tutelati di più da una moneta italiana e più giusta che non dall'attuale moneta tedesca che sta portando. Ma non ci sarebbe un'inflazione, Salvini, fortissima, che creerebbe qualche problema? Cioè sarebbe una svalutazione della moneta che sostituirebbe l'euro nei confronti delle... L'inflazione... Magari ci fosse l'inflazione, negli anni 90 c'era l'inflazione perché la gente aveva i soldi in tasca e comprava, l'inflazione ce l'hai al supermercato quando la gente compra i prodotti, quindi sarebbe una buona notizia perché la gente tornerebbe a comprare e con i prodotti italiani che venderemmo in più copriremmo ampiamente questi costi. Faccio l'esempio del turismo, una moneta troppo forte, una moneta sbagliata fa andare la gente in vacanza in Croazia, in Francia, in Egitto, in Marocco. Con una moneta più giusta e più nostra l'Italia tornerebbe a essere la meta principale per i turisti di tutto il mondo.
Salvini, ma in Europa ci sono diversi euroscettici, cioè alcuni partiti, in particolare quello di Marine Le Pen, ma voi vi alleereste con Marine Le Pen? Chi vota Lega domenica prossima vota Marine Le Pen. Io ho già un appuntamento per martedì prossimo, non ci fermeremo un attimo, una volta vinte le elezioni ci troveremo a Bruxelles con Marine Le Pen. Lei dice il lavoro prima ai francesi, io dico il lavoro prima agli italiani. È comune la battaglia contro le banche, contro l'immigrazione clandestina, quindi per la prima volta nella storia chi vota Lega vota anche Marine Le Pen. Il lavoro prima agli italiani che cosa vuol dire? Che quindi cacciate gli extracomunitari? No, vuol dire che innanzitutto si devono fermare gli sbarchi, si deve sospendere l'operazione Mare Nostrum, che è un aiuto agli scafisti, e nei concorsi pubblici va data precedenza agli italiani, come per l'assegnazione delle case popolari, i bonus per pagare l'affitto. In un momento di crisi economica chi vive in Italia da più tempo e paga le tasse da più tempo ha più diritti rispetto a chi sbarca domani mattina. Ma ha visto, appunto, a proposito degli sbarchi, l'Europa continua a non rispondere, a non dare nessun aiuto, nonostante ci siano state diverse sollecitazioni anche da parte del Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Come si fa a ottenere un accordo con l'Europa se poi l'Europa su questi argomenti non ci sente? Si fa minacciando di far da soli, l'Europa se ne frega, l'ha già detto in questi anni, poi la credibilità del ministro Alfano, che dovrebbe dimettersi se avesse un minimo di dignità oggi pomeriggio, ci fa essere ancora meno credibili in Europa, però l'Italia ha il suo esercito, la sua marina e si può difendere i suoi confini come fanno tutti gli altri stati europei senza bisogno di chiedere permesso alla Merkel. Il problema è che ormai dobbiamo chiedere il permesso alla Merkel per fare qualsiasi cosa e purtroppo solo la Lega rimane a rappresentare il centrodestra in Italia, perché Forza Italia siederà a Bruxelles insieme alla Merkel e questo è un disastro. Voi avete fatto delle manifestazioni, una sotto la casa di Prodi, adesso ne fate un'altra sotto la casa del ministro del lavoro Elsa Fornero, ma non è una polemica un po' pesante? Non si rischia di alzare troppo i toni in una campagna elettorale che già i toni li ha abbastanza alti? Guardi, io non mi unisco alla guerra agli insulti fra Renzi, Grillo, tu sei Hitler, tu sei un buffone, però la Fornero Lupara Bianca è stata Lupara Bianca ieri ha detto non mi piace. Non mi piace né Renzi né Grillo, gli italiani non hanno bisogno di insulti, però la Fornero ha rovinato milioni e milioni di italiani. Io approfitto di lei, Maurizio, per chiedere a chi ci sta guardando da casa e magari è donna, e magari è del 52, e magari è esodato, e magari è un pensionato fregato, ci sono ancora 15 giorni di tempo per andare a firmare il referendum della Lega per cancellare la legge Fornero. In tutti i comuni italiani, anche oggi, a Roma, a Milano, a Napoli, a Palermo, a Brescia, se arriviamo a 500.000 firme la facciamo piangere noi, quella signora lì che dovrebbe essere esiliata su un'isola deserta nell'Oceano Pacifico. Senta, ma lei tornerebbe quindi alla situazione precedente, mi pare di capire? Tornerebbe quindi a mandare in pensione la gente a 57 anni? È giusto che si vada in pensione con quello che si è pagato. È folle aver rubato diritti e bloccato le pensioni, soprattutto rubato al lavoro a migliaia di giovani con una legge fatta dalla sera alla mattina che ha rubato diritti acquisiti. Ripeto, io sono pacifico e non violento, ma quando mi dicono Fornero mi arrabbio come una bestia, perché quando incontro degli esodati che non hanno la pensione, non hanno lavoro, ma hanno dei figli e un mutuo da pagare, ritengo di vivere in un paese incivile. Ecco, un voto alla Lega domenica è anche un calcio nel sedere democratico alla signora Fornero. Salvini, ma a parte i calci nel sedere, che è meglio non evocarli, prima diceva che non le piacciono certi toni, ma invece sul tema lei diceva prima sulle pensioni sempre, ha detto bisogna far pagare quello che versare le pensioni per quanto si è pagato, quindi si toglie il retributivo totalmente, si torna al contributivo, rivedrebbe anche le famose pensioni d'oro. Assolutamente, ci abbiamo provato. Come Lega ci abbiamo provato a Roma a tagliare, a mettere un tetto massimo, sia agli stipendi che alle pensioni d'oro. La quasi unanimità del Parlamento, purtroppo lì da vedere, da destra a sinistra, ha votato contro, ma ci riproveremo ancora, non è un problema. Quindi è l'unica cosa che mi piace di Renzi, perché anche Renzi aveva un po' questa idea. Sì, però lui parla, io cerco di fare, lui la legge Fornero la difende, io cerco di cancellarla. Sull'immigrazione Renzi non muove un dito, stanno sbarcando delle persone anche oggi che prenderanno dallo Stato italiano 40 euro al giorno, mentre un disabile italiano prende 10 euro al giorno, e secondo me è un razzismo nei confronti degli italiani che deve aver fine. Salvini,
ma immagino che finita la campagna elettorale poi bisognerà tornare alle alleanze solite. Con chi pensa di allearsi la Lega dopo le elezioni europee? Ancora con Forza Italia? A livello nazionale al momento direi assolutamente di no. Siamo l'ultima destra rimasta in opposizione alle sinistre. A livello locale siamo alleati con Forza Italia, Regione Lombardia e Regione Veneto. A livello nazionale non vi alleereste con Forza Italia? A livello nazionale al momento attuale, se Forza Italia non muove un dito contro l'immigrazione clandestina, dice che l'euro non si tocca, non muove un dito per la legge Fornero, non ci dà una mano su altre iniziative tipo quella che stiamo cercando di fare per legalizzare e togliere dalle strade la prostituzione, io vado da solo e i numeri diranno che la sorpresa delle urne sarà la Lega prima ancora che Grillo. Noi ci fermiamo qui, grazie a Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, Mattino 5 continua. Grazie direttore, buongiorno. L'importante non è stabilire se uno... E tra poco, come annunciato, ascolteremo l'altro intervento odierno in televisione di questa mattina, sempre Matteo Salvini protagonista, sarà ospite però a 1 mattina, come diceva poco fa Giulio Cainarca, insieme a lui ci sarà anche Lorella Zanardo della lista Tsipras, tra pochi istanti lo potremo ascoltare, quindi restate con noi. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera, diamo voce alla nostra gente. La sfida per l'Europa, quest'oggi Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, buongiorno, benvenuto. Grazie per l'invito. Insieme a lui Lorella Zanardo della lista L'Altra Europa con Tsipras. Vi ricordo rapidamente le regole del gioco, 5 domande per ciascuno, 60 secondi esatti per rispondere e ben 30 secondi sul finale per un appello al voto. Allora, partiamo subito dal rilancio economico. Sappiamo che appunto alcuni chiedono un'uscita da un sistema monetario europeo e quello secondo altri questo potrebbe portare al collasso. Partiamo da Matteo Salvini. A lei 60 secondi. Ma uscire dall'euro conviene. Io ho 2 figli, sarei un matto se per qualche voto proponessi una ricetta che mi danneggia. Uscire dall'euro, avere una moneta italiana, una moneta più giusta, rende più conveniente comprare prodotti italiani, frigoriferi italiani, arance italiane. Rende più conveniente venire a fare turismo in Italia. Adesso tutti vanno in Egitto, in Croazia, in Francia. Una moneta più giusta e meno tedesca fa ripartire il lavoro in Italia. E quindi se io lavoro, pago più facilmente il mutuo, risparmio 2 lire, cosa che si faceva 20 anni fa, faccio benzina, faccio la spesa in maniera più semplice rispetto ad oggi, metto in sicurezza le pensioni, quindi una moneta più giusta e meno tedesca fa ripartire tutto questo. Poi, al di là dei discorsi economici dei professori, chiedo a chi è a casa se sta meglio adesso o stava meglio 12 anni fa, se lavora di più adesso, se lavorava meglio 12 anni fa, se adesso risparmia o se non risparmia più, e gli chiedo se quanta roba faceva con queste 1000 lire 12 anni fa, quanto ci compravi e cosa ci compri con €1 adesso. Grazie. Allora Zanardo, tocca a lei rispondere a questa domanda. Come si può fare a rilanciare lo sviluppo europeo e se è il caso di rinunciare all'euro? Io ho 2 figli e sarei matta a pensare che uscire dall'euro sia corretto. Noi siamo della lista L'Altra Europa con Tsipras totalmente a favore dell'euro. Dire che l'euro non ha funzionato finora è in parte corretto, ma finora noi non abbiamo avuto un'Europa. Si è tentato di unire l'Europa attraverso la moneta, mentre è su un sentimento che si mette insieme l'Europa. E uscire dall'euro oggi vorrebbe dire aumento del debito, aumento dell'inflazione, tutti costi che ricadrebbero ancora una volta sulle fasce deboli della popolazione. Inoltre uscire dall'euro vorrebbe dire aumento dei costi delle materie prime per chi ha delle aziende, per i piccoli imprenditori italiani, che sono una delle nostre prime preoccupazioni per noi della lista Tsipras. Vorrebbe dire pagare di più e aumento dei costi energetici, quindi tutto questo è assolutamente in contraddizione
con chi dice che uscire dall'euro sia vantaggioso. No, anzi i costi sarebbero tutti sulle spalle delle fasce deboli. Allora, sempre in ordine alfabetico, la seconda domanda, un tema molto scottante, quello dell'immigrazione. Lampedusa è di fatto il nostro confine, ma anche quello europeo. Allora, qual è, secondo la Lega Nord, il ruolo che l'Europa dovrebbe svolgere in questa drammatica vicenda dei migranti che arrivano sulle nostre coste? A Salvini 60 secondi. Ma chi sceglie la Lega domenica prossima fa una scelta chiara, precisa, coraggiosa. L'immigrazione clandestina va fermata, le partenze vanno bloccate, l'operazione Mare Nostrum va cancellata. Noi stiamo dando 40 euro al giorno per vitto e alloggio, spesso in albergo, a chi sta sbarcando adesso, e diamo 10 euro al giorno ai disabili che sono nati in Italia. Mi sembra follia. Aiutiamoli là. Con questi soldi, con 10 milioni in Africa ci fai villaggi, ci fai strade, scuole, ospedali, quindi la Lega dice che ognuno deve essere tranquillo, sereno a casa sua, e quindi abbiamo un referendum in tutti i comuni italiani e questo lo suggerisco a chi ci sta guardando: se voi ritenete che l'immigrazione vada controllata e la clandestinità debba essere un reato, come in Francia, in Germania e in Gran Bretagna, andate in comune oggi a firmare il referendum della Lega. Piccolo inciso, l'euro sta massacrando 8.000 piccole imprese in Italia che chiudono ogni mese, quindi peggio di così sicuramente non si può stare. Perfetto orario. Adesso Lorella Zanardo, qual è la ricetta della lista L'altra Europa con Tsipras sulla vicenda immigrazione? Sì, noi rifiutiamo assolutamente il concetto di fortezza Europa. È devastante per noi tutti vedere ancora una volta le immagini di cadaveri di bambini, di donne incinta, di persone davanti alle acque di Lampedusa. Nello stesso tempo riteniamo che l'Europa debba essere accogliente verso i migranti, ma non in modo superficiale e utopistico. Riteniamo che finora il problema e anche l'opportunità dell'accoglienza dei migranti sia ricaduto solo sulle spalle dell'Italia, che ha un numero altissimo, voi sapete, di chilometri di coste, mentre noi proporremo che di questo tema si occupi l'Europa. Vorrei però anche dire che finora l'Italia ha ricevuto fondi dall'Unione Europea per l'accoglienza dei migranti che non è stata in grado di utilizzare al meglio. Non vorremmo poi fare una guerra tra i poveri che sono in casa nostra, a cui noi teniamo tantissimo, i disabili, chi ha bisogno, e i migranti. Affronteremo il problema nella sua complessità e nella sua totalità. Tempismo perfetto per entrambi. Adesso la quarta domanda a Matteo Salvini, che riguarda, anzi la terza domanda a Matteo Salvini, che riguarda invece la vicenda, diciamo, dell'euroscetticismo rappresentato dal suo partito. Perché la Lega Nord è euroscettica e che differenza con gli altri partiti euroscettici? Ma chi vota Lega domenica vota Marine Le Pen, vota per i francesi, vota per gli austriaci. Ha poche idee, ma precise. L'immigrazione va controllata e l'immigrazione clandestina va fermata. Non possiamo aiutare i poveri di tutto il mondo. A meno che Renzi non cammini sulle acque, moltiplichi pani e pesci, con 4 milioni di disoccupati italiani non c'è spazio per un solo immigrato in più. E questo lo dice la Lega, lo dice la Marine Le Pen, lo dicono gli inglesi, lo dicono gli austriaci. Quindi chi sceglie la Lega sceglie di mandare a Bruxelles 200 rompipalle che dicono prima la nostra gente, prima i nostri disoccupati, aiutando al loro paese tutti quelli che hanno bisogno. Gli altri purtroppo no, perché chi vota Berlusconi vota la Merkel, chi vota Renzi vota Schulz. Siamo rimasti l'ultima destra. Io mai nella vita mi sarei immaginato di fare comizi da nord a sud, passando per Catania, per Salerno e per Taranto, però se ci chiamano come ultima destra che dice prima gli italiani, e allora come Lega mi metto a disposizione. Perfetto tempismo anche questa volta. Allora, in che modo la vostra lista è euroscettica e che differenza rispetto agli altri partiti euroscettici? Zanardo. Allora, noi siamo, come dicevamo, assolutamente per l'euro, ma siamo europeisti convinti, un'Europa federale, ma un'Europa diversa da quella portata avanti finora. Siamo l'unica sinistra italiana. Chi vuole votare ancora a sinistra, chi crede che sia necessario rappresentare le fasce deboli della popolazione, non perché siano deboli, ma perché sono state trattate da deboli finora. Le donne, che sono un grande potenziale, ma vengono trattate da deboli. Gli anziani, che in questo momento rappresentano il welfare perché tengono in mano quello che è stato tagliato dai costi degli fondi sociali. Quindi noi proponiamo un'Europa federale con una Costituzione
centralizzata, unica, e abbiamo 3 punti in particolare importanti. Uno, la riduzione del debito. Con un debito di 4 miliardi da restituire al mese di debito non ci sarà ripresa economica, bisogna dirlo chiaramente. Secondo, la riconversione ecologica della produzione. E terzo, come già detto, l'accoglienza dei migranti in modo intelligente. Perfetto tempismo, veramente formidabili questi due contendenti della sfida europea. Allora, Salvini, la quarta domanda per lei, che è legata proprio a una delle ferite aperte del rapporto tra Italia e Europa, ovvero l'utilizzo, lo scarso utilizzo, il cattivo utilizzo dei fondi europei qui in Italia. Perché e come? Cattiva politica in splendide città, cattiva politica a Taranto che ha portato una splendida città a spegnersi, cattiva politica a Napoli, cattiva politica a Roma, visto che sono soprattutto, ahimè, le regioni del sud a non usare fino in fondo questi quattrini. E quindi come Lega Nord daremo noi una mano al sud a spendere un po' di più e spendere un po' meglio. Detto questo, l'Europa è un'enorme fregatura per tutta l'Italia. Cioè dire più Europa è come dire c'hai la broncopolmonite, togliti la maglietta e esci sul balcone a torso nudo a metà dicembre. Finita. Qua ci vuole un'Europa diversa. Cambiare l'Europa si può, l'Europa ci sta massacrando l'agricoltura, sta massacrando la pesca, sta massacrando il turismo. Per le alluvioni ha dato 0. Questa Europa solidale, bella, che deve aiutare i migranti, agli alluvionati sardi, toscani, emiliani e veneti ha dato 0. Ci costa 6 miliardi di euro all'anno come italiani. Facciamo da soli, in Europa, ma con i nostri soldi, col nostro lavoro e con la nostra speranza. Avete visto il tempismo di Matteo Salvini? Ma poi vinciamo qualcosa? Se rispettiamo i tempi fino all'ultima domanda vinciamo certo, qualcosa. C'è un bonus che sarete di nuovo invitati qui a Uno Mattina, ovviamente, scherziamo, insomma, ma devo dire le regole sono ben rispettate, è giusto sottolinearlo. Allora, Lorella Zanardo, in che modo la vostra lista pensa di poter utilizzare meglio i fondi europei? Dobbiamo utilizzarli meglio perché finora il problema dei fondi europei, che diciamo tra parentesi sono utilissimi, se guardiamo a regioni virtuose come l'Emilia Romagna che utilizza benissimo i fondi e andiamo a vedere come li ha utilizzati, sono stati una forma di finanziamento efficacissimo, quindi non è vero che non servono e che vengono sempre utilizzati male. Noi proponiamo 3 punti. 1. Selezione dei progetti in modo professionale. 2. Creare un ponte tra necessità locali e istituzioni europee. 3. Una analisi e un controllo sull'anticorruzione, su chi avrà i fondi deve essere una persona al di sopra di ogni sospetto. Diciamo anche che ci sono a oggi ancora 30 miliardi da utilizzare e mi viene veramente mi sento male, io mi occupo di giovani, di donne, a pensare 30 miliardi quante cose si potrebbero fare, per esempio contro l'abbandono scolastico, per i diritti delle donne. Ecco, noi promettiamo di usarli al meglio. Benissimo, la quinta e ultima domanda per Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. Allora, c'è una parità di genere annunciata ma ancora molto lontana in Europa ma anche in Italia. Avete una linea voi della Lega Nord specifica su questo tema? Ma innanzitutto da leghista e da maschietto sono contento perché il Corriere della Sera ha detto che nell'elettorato femminile la Lega sta crescendo tanto. Detto questo, io non credo alle quote rosa, alle quote azzurre, la quota per le donne, la quota per i milanisti, la quota per quelli alti, biondi con gli occhi azzurri. Se uno vale, va. Se uno merita, va. Per le donne noi stiamo facendo, come Lega. Regione Lombardia dà un contributo di 400 euro al mese per le mamme, i papà separati o divorziati con dei bimbi a carico. Io voglio portare a Bruxelles questa proposta. Noi stiamo raccogliendo le firme per cancellare la legge Fornero, che è una legge infame che ha condannato milioni di donne a perdere la pensione oppure ad averla fra qualche anno. Quindi andate in comune, se volete cancellare la legge Fornero, oggi pomeriggio andate nel vostro comune a firmare il referendum. Mi piacerebbe avere gli asili nido pubblici e gratuiti in tutta Italia, si può fare con 1 miliardo di euro. Quindi questo al di là delle quote, lo dico da maschio, perché non credo al maschio che vota maschio, alla donna che vota donna. Noi come Lega stiamo facendo per le donne più di quelli che di donne si riempiono la bocca. Grazie. Allora, Lorella Zanardo, l'altra Europa con Tsipras, che ricetta e se servono le quote rosa? Allora, su questo il programma della lista L'altra Europa con Tsipras è fortissima, perché al suo interno non ci sono politici professionisti ad oggi, ma attiviste come me, per esempio, che da anni si occupano di diritti delle donne. Se andate a vedere nel nostro sito listatsipras.eu trovate tutti i nostri curricula, quindi abbiamo un programma fortissimo.
L'Italia è fanalino di coda per moltissime politiche favorevoli alle donne. Se noi guardiamo il numero di donne occupate in Svezia, più del 70%, meno del 40% al sud dell'Italia. È una vergogna, non stiamo utilizzando il 51% del potenziale dell'Italia. Diciamo anche che non c'è ripresa economica se non si utilizza al meglio il potenziale delle donne. Abbiamo un programma quindi che parla di occupazione delle donne, abbiamo un programma che parla, diciamolo, di educazione sessuale, di prevenzione della gravidanza e, se del caso, di interruzione della gravidanza quando necessario. Bene, grazie per aver rispettato anche questa volta le regole. Adesso veniamo alla fase forse più importante per un leader politico, quello del perché al dunque bisogna votare per l'uno o per l'altro. I primi 30 secondi vanno a Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. Perché votare la vostra lista? Chi ci sta guardando da casa è libero di scegliere, non ha bisogno che arrivi il Matteo Salvini di turno a convincerlo. Chi sceglie la Lega sceglie per un'altra Europa, con meno banche e più lavoro, per un'Europa cristiana, dove non c'è spazio per il fanatismo islamico che segrega le donne in una cantina come oggetto, un'Europa che aiuta gli alluvionati, un'Europa che non se ne frega dei marò, dicono accogliete i clandestini ma dimentica i marò in India, e un'Europa che dice prima gli italiani, i posti di lavoro prima agli italiani. Grazie Matteo Salvini. Allora Lorella Zanardo, quali sono i motivi per cui gli italiani dovrebbero votare l'altra Europa con Tsipras? A lei 30 secondi. Siamo l'unica alternativa votabile. Conoscete già i socialisti popolari che in Europa hanno governato finora e ci hanno lasciato l'Europa che non ci piace. Noi siamo persone che mettiamo al centro del dibattito politico, ma lo facciamo sul serio. La persona che andiamo a votare alla Commissione europea, Tsipras, è partito dai bisogni delle persone in una situazione disastrosa in Grecia. Ascoltiamo i bisogni dei giovani, degli anziani, io voglio dire delle anziane in particolare, votateci per questo. Allora grazie, si chiude qui. Allora questo acceso e anche come dire competitivo sfida per le elezioni europee. Hai seguito Elisa? Sì, abbiamo seguito. Hai visto che puntualità i nostri ospiti questa volta? Assolutamente. Vogliamo fare Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino trasloca.